Lavori in corso in questo scorcio di inizio campionato tra squadre alla ricerca della miglior condizione e quelle alle prese con inaspettati problemi fisici. È il caso del match nato in scena ieri nell'anticipo della terza giornata tra una Lardini Filottrano maltrattata dopo Conegliano da un'altra big di quest'anno e una Igor Novara ancora in formazione atipica e quindi costretta ad inventarsi sestetto e gioco. Il match inizia con i soliti svarioni della Lardini in campo con Papafotiu, Nicoletti, Bianchini, Partenio in banda, Grant, Mancini al centro e Visconti libero. Barbolini schiera la stessa formazione uscita vittoriosa da Firenze, Hancock in regia, Velkovic opposta, Righetti e Chirichella al centro, Cartney, Vasileva in banda per Sansonna nel ruolo di libero. Lardini che prova ad approfittare delle difficoltà degli avversari ma che manca di cinismo nei momenti clou e poi tanti, troppi errori che gridano vendetta. 30 in totale, 11 nel primo set, 8 nel secondo, altri 11 nel terzo, 14 dalla linea dei 9 metri. Solo numeri si potrebbe dire, ma non è così perché il gioco è spezzettato e il morale va a finire sotto i tacchi, con Novara che pur non giocando la sua migliore pallavolo trova la forza e la concentrazione per portare a casa un 3-0 meritato e rassicurante. Tra le marchigiane fa il suo esordio Angelina, le prese con una serie di problemi fisici che la stanno oltremodo condizionando. I suoi 6 punti meno di 2 set lasciano intravedere un prezioso recupero. Ancora in difficoltà il gioco dal centro con Nicoletti che prova a salvare il salvabile, chiudendo da top scorer 18 punti. Novara con Vasileva MVP con 19 punti offre spunti di bel gioco anche in una formazione che la vede priva delle opposte di ruolo. Velkovic fa il suo e anche di più quando serve. Cartney è uno spettacolo, una forza della natura. Chirichella una garanzia in prima linea, così come Sansonna calamita dietro. Il 3-0 finale, il terzo consecutivo subito da Filottrano, fa male soprattutto per come è arrivato, in una serata nella quale molti speravano di vedere quei miglioramenti e cambiamenti che questa squadra deve assolutamente rapidamente fare per togliersi al più presto dal fondo della classifica.